Corsa Tris, premio Ines Bassi. La Tris di oggi sono ben in 14 al via. 1 Sassegna Spritz, Antonio Greppi, 2 Umberto Francesco Virzì, 3 Power Treb, Gianvito D'Ambroso, 4 Pedro Almodovar, Emanuele Ossani, 5 Uragano del Pino, Maurizio Cheli, 6 Peter Pan, GSO, Marco Basile. Seconda fila 7 Rainbow S, Antonio Velotti, 8 Spirit Roby, Roberto Biagini, 9 Primavera S, Edoardo Baccalini, 10 Uftedmar Marcello De Nicola, 11 Valle Incantata Roberto Vecchione, 12 Sandro Gennaro Pacileo, in terza fila 13 Vamos P Marco Volpato, 14 Venerlux Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata. Macchina che ora termina la curva e lancia i concorrenti sulla retta di là. Vediamo veloce Sassegna Spritz mantenere, però si getta di galoppo l'allieva di Antonio Greppi. Quindi numero 1 Sassegna Spritz veloci squalificato. sono il numero 3 di Power Treb, all'esterno Uragano del Pino. Vediamo la scelta di Gianvito D'Ambroso. Tanto in seconda posizione alla corda è Umberto. Dopo i primi 200 in 15.3 passa al comando il Napoleon di Maurizio Cheli con molta gradualità, ma arriva subito cattivo Rainbow AS. Mossa decisissima da parte dell'Evo di Antonio Velotti. Intanto si getta di galoppo numero 3 Power Treb squalificato. Passa al comando Rainbow AS davanti a Uragano del Pino. Poi vediamo che partita molto bene anche Valle Incantata, che trova posto addirittura terza alla corda davanti a Umberto. Intanto 600 in 45 scarsi, con al comando un po' sorpresa Rainbow S davanti a Uragano del Pino, Valle Incantata. Poi il 2 di Umberto esce all'esterno in anticipo, Valle Incantata su Pedro Almodovar. Intanto il giro in 1 minuto e 7 decimi, sempre in vantaggio l'Exploit CAF di Antonio Velotti davanti a Uragano del Pino e Umberto. Poi vediamo lungo la corda Vamos OP davanti a Venere Lux, il treno esterno. Numero 12 tanto il chilometro va via in 1,16,5, la squalifica anche per Sandro. All'esterno sempre Valle Incantata che si trascina Pedro Almodovar, mentre fanno un po' fatica gli altri, cappeggiati da Uftedmar. 15,4 la frazione qui davanti alle tribune, con il vantaggio sempre Rainbow AS davanti Uragano del Pino, all'esterno Valle Incantata, poi Umberto e Pedro Almodovar affiancati. Sposta all'esterno, vediamo anche il numero 13 di Vamos OP, frazione della curva in 15,8, Rainbow AS, Valle Incantata all'esterno, molto cattivo all'esterno Vamos OP che avanza deciso con Marco Volpato. Cavalli a 400 metri dalla conclusione, a ventaglio sono Rainbow AS, Valle Incantata e Vamos OP. Poi più indietro gli altri con Uragano del Pino che cede, avanza anche Venere Lux. Siamo a 250 metri con Vamos OP che è sul punto di prevalere, ma Valle Incantata cerca di rientrargli con l'aiuto della curva, retta d'arrivo, Vamos OP in vantaggio su Valle Incantata, poi arriva anche Venere Lux che si aggancia brevemente, ultimi metri, ed è Marco Volpato che viene a vincere con Vamos OP, secondo posto per Valle Incantata davanti a Venere Lux, poi il 7 di Rainbow S e il 10 di Uftedmar. Bella progressione ai 600 finali di Vamos OP, Marco Volpato, Lucio Colletti al training, il figlio di Ghiaccio del Nord, ha prevalso nettamente ed è venuto a vincere decisamente bene. I complimenti di Marco Volpato che esulta sul palo. Andiamo a rivedere la lotta per le piazze. Abbiamo visto un po' in difficoltà di camminata Valle Incantata che comunque ha difeso il secondo posto su Venere Lux, al quarto il 7 di Rainbow AS, mentre per il quinto il 10 di Uftedmar. La quota per Vamos OP di 5,99. È tutto per la giornata di oggi all'ippodromo Arcoveggio. Ricordiamo che questo weekend a Bologna non si correrà e l'appuntamento è quindi per giovedì prossimo.